Murillo e Ghi. Questi i primi 5 in casa. Perché Cividini è un grande attaccante, ma in fase difensiva pecca un po'. Adesso è diventato un giocatore quasi immarcabile. 500 spettatori. Dicevamo di un'acqua e sapone che è cresciuta. Dipende anche dalla disponibilità dell'impianto sportivo, che è nera la formazione in casa. Seguiamo Coco Wellington. Sfonda sulla sinistra, va anche ad una conclusione. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere un confronto importante. Subito. Le due squadre si stanno. Attenzione. Seguiamo subito questa conclusione strozzata da parte di... Vediamo Coco. Addomestica bene il pallone. Palla sul sinistro. È un assist per il vantaggio. Giocati 1 minuto e 40 secondi di gioco. Bravo Coco Wellington. Jorge Alba si fa infinocchiare sulla finta. Poi è bravissimo a servire Ghi, che non ha difficoltà a mettere la palla in rete. Subito sotto c'è un 2 contro 0. Coco. Palla sul sinistro. Coco. Le finte. Coco ancora. E qui. È bravo. Attenzione però Coco, poi parleremo anche del Petrarca Padova. Coco ancora una volta si fa ipnotizzare da Moretti. Seguiamo Calderolli che sta facendo l'esterno sinistro, sta giocando da laterale e trova completamente assente la retrocrociare. Purtroppo il Padova, Moretti non ha visto partire il pallone, la palla si è infilata bassa nell'angolino alla sinistra di Moretti, non ha potuto far nulla, ma fino a questo momento c'è solo una squadra in campo, un roster stellare, quello dell'acqua e sapone. Una buona possibilità per Sardella, poi la conclusione stampa sul palo, la conclusione di Vitale e alla fine adesso acqua e sapone che sta prendendo e c'è il 2-1. Petrarca Padova che trova grazie a Dudu mi sembra Calderolli, vediamo se uno dei due si è piegato, la palla è passata esattamente in mezzo e c'è stato Avellino che ha già dato a Murillo, profondità, Jonas sul pallone. Poi Murillo, Ghi, avete visto Ghi? Intanto Avellino, Mammarella con la sua concentrazione cerca di sollecitare subito Cividini, è il 2-2 del Petrarca Padova, esplode il pala Gozzano. Viene sorpreso Mammarella, 2 pari, è cambiata completamente tatticamente la partita e l'acqua e sapone sta soffrendo ora. Seguiamo Murillo, palla centrale per Ghi, stavolta non può sbagliare il giocatore con la maglia numero 11, grande inserimento il suo, ma rivediamo come si va in porta con 3 tocchi. Sì, qui purtroppo per Arcapadova Del Pizzo si fa sorprendere alle spalle e questo è un errore. Avellino al volo, Cividini, palo pieno per il numero 3, bellissima contro 1. Attenzione allora a Ghi. Abbiamo visto ancora. Ha dato meno spazio all'acqua e sapone. Adesso seguiamo l'iniziativa di Coco Wellington con Mammarella che va a fare. Io vorrei ricordare che è stato tra i migliori in campo nel primo tempo Moretti. Qui bravo. Adesso seguiamo Coco Wellington. Lo scarico per Jonas. Gol del 5-2. 6 minuti e 19. Campo aperto 3 contro 1 con la qualità che ha l'acqua e sapone, è difficile che possano sbagliare in una situazione del genere. L'acqua e sapone con Coco Wellington, profondità, non arriva ad un soffio Ghi. Andiamo su perché stiamo a fare qua. Seguiamo però Calderolli con lo Rocia. Ha spazio sulla destra, lo stesso Rocia alla conclusione. Cividini può andare alla battuta, bravo Mammarella. Quel sapone che poi ha preso il largo e adesso vediamo anche Murillo, ottima ancora la risposta di Moretti e poi Ghi fuori. C'è un 2 contro 1 con Cividini completamente ristabilito che dà portiere di movimento, mentre vedete Ghi la sua qualità. Suggerimento centrale per Calderolli, traversa piena, si disinteressa Jorge Alba, arriva alla conclusione, partito molto bene sulla destra. Ancora Jonas centralmente, un giochi che assist ha confezionato per Calderolli il 6-2 dell'acqua e sapone, ma perché ha giocato un'ottima partita il Petrarca Padova e non merita questo passivo pesante nonostante l'acqua e sapone abbia stramellato. Gozzano, momentanea capolista solitaria del campionato di Serie A, era l'anticipo della seconda giornata di ritorno del campo. I complimenti ai compagni, l'acqua e sapone cresce, 8° successo consecutivo per la formazione abruzzese, una formazione abruzzese che ha il suo record, questo 8° successo consecutivo, ci tengono a dirlo, abbiamo sentito le parole dell'amministratore delegato Toni